Con coach La Bianca, sembrava quasi beffardo l'inizio della partita, 3 pali, poi il loro gol, poi bravi i tuoi ragazzi a metterla in discesa. Sì, vabbè, ma sappiamo che noi ce lo diciamo ogni giorno dell'allenamento, poi da quando ora siamo lì sopra è tutto più complicato perché comunque ci devi stare, ora è la 5ª vittoria consecutiva, quindi l'incidente, l'inciampo, l'ostacolo è sempre dietro l'angolo, quindi all'inizio i 3 pali, poi il gol subito, però insomma è una squadra questa che sta cominciando a macinare gioco, ma soprattutto ha un'attenzione per tutta la durata della partita, anche quando andiamo sopra di tanto, però comunque continuiamo a giocare compatti e mettiamo in pratica quello che facciamo in allenamento, anche se comunque questa settimana è stata molto particolare perché 2 non si sono allenati, però oggi hanno giocato perché ci volevano essere a tutti i costi, qualcuno con problemi familiari importanti, però hanno risposto tutti e questa è la cosa più importante. Adesso starai sicuramente già pensando alla prossima partita, altra trasferta, altra battaglia, però con la consapevolezza che comunque questa è una squadra che, come si è visto anche a Soverato, è capace anche di soffrire e non solo di dominare le partite. Sì, ora nelle ultime 2 partite siamo andati sotto, però insomma, ripeto, i ragazzi hanno consapevolezza di cosa possono fare, considerando che comunque i margini di miglioramento sono tanti e devo dire sia individuali che comunque collettivi, però la cosa che ho detto io nello spogliatoio all'inizio, prima di scendere in campo, è che questa squadra ha un'anima, quindi questa squadra entra in campo e si vede tutta quest'anima perché sta sempre sul pezzo. Ora sembrerebbe facile dire così perché giustamente ci sono i risultati, ma veramente sono eccezionali. Con tutto e comunque fanno sacrifici, io li conosco singolarmente, però hanno un'anima e la portano in campo. Michele Palazzotto, protagonista anche lui della netta vittoria contro il Bovalino, è comunque una squadra che, a prescindere dai risultati importanti, dà comunque fiducia a tutti e dà importanza a tutti, un collettivo a tutti gli effetti. Sì, esatto, buonasera a tutti innanzitutto. Siamo contenti per la prestazione, per il risultato e continuiamo a mettere punti importanti in classifica per il nostro obiettivo prefissato all'inizio. Diciamo che dopo la partita molto tirata di Soverato e dopo una settimana non semplice, una vittoria del genere ci voleva. Sì, esatto, abbiamo fatto un'ottima gara a Soverato in un campo molto difficile, poi abbiamo pure preparato questa di Bovalino. Sappiamo che ogni partita è dura a sé, anche perché loro guardano la classifica, guardano noi là sopra, noi dobbiamo essere bravi a continuare sul nostro cammino e fare più che altro le nostre partite importanti. Adesso nuova trasferta, ma soprattutto nuova battaglia per provare ad allungare questa striscia. Esatto, già poco fa con i ragazzi in uno spogliatoio, dopo aver fatto la foto di rito, pensavamo già ai risultati di questa partita e a quello che dobbiamo affrontare la prossima in un campo abbastanza complicato sia per le dimensioni ma soprattutto per l'organico.